Salve a tutti. In questo video vi propongo la relazione che avrei dovuto tenere a Firenze il 17 marzo in occasione della giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Il titolo della relazione riguardava l'unità incompiuta, ossia la questione di Roma e di Venezia. Come sappiamo, all'unificazione nazionale si arriva nel 1861 tramite la collaborazione non sempre facile tra quelle che sono definite le due principali anime del movimento nazionale, ossia quella cosiddetta monarchica moderata e quella democratico-garibaldina. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia, in realtà si ripropone la stessa distinzione, la stessa frattura proprio in relazione al completamento dell'unificazione nazionale. Per i mazziniani e i garibaldini riuniti nel Partito d'Azione bisognava proseguire la rivoluzione, seguendo lo stesso schema che era stato seguito per la Sicilia, ossia cercare di favorire un'insurrezione locale, far intervenire i volontari guidati da Garibaldi e fornire così al governo la scusa per intervenire militarmente. Il governo italiano invece non solo deve pensare a consolidare al suo interno il Regno d'Italia che si è appena costituito, ma deve soprattutto tenere conto anche del contesto internazionale, del contesto europeo. Innanzitutto la questione del riconoscimento. Il Regno d'Italia viene riconosciuto subito, già il 31 marzo del 61 dall'Inghilterra, in giugno dalla Francia, però rimangono le altre potenze conservatrici, la Russia, la Prussia, che infatti riconosceranno il Regno d'Italia solo nell'estate del 62, e l'Austria che lo riconoscerà soltanto nel 66. E però c'è questo contesto europeo da tenere in considerazione, in particolare sia la Francia sia l'Inghilterra sono contrarie dopo il 59 ad una nuova guerra che possa cambiare gli equilibri europei e in particolare sarà la figura di Napoleone III a interferire sulle vicende italiane, come cercherò di spiegare. Però nonostante appunto queste divisioni tra l'orientamento democratico garibaldino e quello monarchico moderato, ci sono dei tentativi di collaborazione, dei tentativi di contatto che creano anche delle situazioni di ambiguità, delle illusioni e delle delusioni. Innanzitutto sappiamo che fin dal 1860 i volontari che avevano seguito Garibaldi in Sicilia erano convinti che la marcia di liberazione, la loro marcia di liberazione, sarebbe proseguita fino a Roma e addirittura fino a liberare il Veneto. E tra l'altro lo stesso Garibaldi, nel congedarsi dai volontari nel novembre del 1860, aveva dato loro appuntamento per la primavera dell'anno successivo. Quindi se anche nel 1860 la marcia di liberazione dei volontari era stata bloccata, c'è comunque questa idea, questa speranza di riprendere la lotta per il completamento dell'unificazione nazionale. E difatti già nel dicembre del 1860 si costituiscono dei comitati di provvedimento per Roma e per Venezia, che avevano lo scopo di raccogliere armi, denaro, munizioni per prepararsi appunto alle prossime guerre e anche per un po' pungolare il governo, allora siamo nel dicembre del 60, era ancora il governo sardo, e comunque tenere desta la coscienza nazionale. Nel 1862, e questo forse pochi lo sanno, comunque una cosa di cui non si parla molto, vengono costituite delle associazioni di tiro a segno, il cui scopo era quello di permettere a tutti i cittadini italiani di esercitarsi nell'uso appunto delle armi, in base al mito della nazione in armi che era stato fatto proprio da Garibaldi. Per cui queste associazioni, anche nella mente dello stesso Garibaldi, dovevano fare servire a tutti i cittadini per esercitarsi, in modo da essere pronti in quelle che venivano considerate le prossime e anche diciamo vicine nel tempo battaglie per la liberazione di Roma e del Veneto. E la cosa interessante è che il presidente del tiro a segno nazionale, anzi due presidenti del tiro a segno nazionale erano Giuseppe Garibaldi da un lato e il principe Umberto dall'altro, quindi i rappresentanti della rivoluzione da un lato e il rappresentante dell'istituzione. Ed è curioso perché nel 1862 si viene a creare questa grossissima ambiguità tra diciamo, l'aspetto istituzionale e l'aspetto rivoluzionario.
ambiguità che condurrà ai fatti di Sarnico prima e poi a quelli di Aspromonte. Cosa succede in primo luogo a Sarnico? Garibaldi, proprio per promuovere la costituzione dell'associazione di tiro a segno, fa una sorta di tour di giro in Lombardia e nella primavera appunto del 1862. In questo suo giro appunto lombardo, Garibaldi emana dei proclami che sono piuttosto espliciti. A Milano, dal balcone dell'Hotel de la Ville, 21 marzo 1862, Garibaldi pronuncia queste parole. Roma e Venezia sia il vostro grido, vogliamo pulire l'Italia dal sudiciume che ancora la ingombra. E poi raccomanda a tutti appunto l'uso della carabina. Da Parma, il 30 marzo 1862, pronuncia queste parole. In armi dunque, in armi tutti, e tutte le questioni del nostro paese spariranno. Sparirà quella di Roma, sparirà quella di Venezia. Spariranno tutte e senza soccorso della diplomazia. La diplomazia la faremo noi con le nostre armi, la faremo con le nostre carabine. E verso la fine di aprile Garibaldi si reca con la scusa di curare l'artrite alla Terme Sulfurie di Trescorre, viene ospitato presso la villa dell'amico Camozzi e questa villa divenne in poco tempo un quartier generale con un via vai continuo di garibaldini, di immigrati veneti e trentini, di deputati della sinistra, tutti stanno organizzando in maniera più o meno aperta un tentativo di sconfinamento di alcuni volontari verso il Trentino. E tanto che appunto si riuniscono a Sarnico al Palazzolo alcuni centinaia di volontari. Il governo italiano ovviamente non ha gli occhi chiusi, è guidato da Urbano Rattazzi. Il governo italiano inizialmente lascia fare, interviene soltanto nel momento in cui diventa chiara l'opposizione di Napoleone III a qualsiasi tentativo di sconfinamento in Trentino, anche perché fin dal 1861 l'Austria a questo riguardo era stata chiara, cioè aveva dichiarato e fatto sapere a tutti i governi dei paesi europei che lei avrebbe considerato come un casus belli, cioè un motivo di guerra contro il Regno d'Italia, qualsiasi tentativo di sconfinamento anche di gruppi di volontari appunto all'interno dei suoi confini. Per cui Napoleone III, che non vuole una guerra europea, è favorevole alla risoluzione della questione veneta, ma tramite, diciamo, appunto trattative diplomatiche, blocca il governo italiano, che a sua volta blocca i volontari e li arresta. E tra l'altro questi volontari vengono poi rinchiusi nelle carceri di Bergamo e Brescia. A Brescia c'è anche una manifestazione in favore appunto degli arrestati contro il governo italiano, interviene l'esercito, spara sulla folla, insomma ci sono anche morti e feriti, con tutto il relativo strascico di polemiche. Pochi mesi dopo si ripropone lo stesso schema, questa volta Garibaldi non è più in Lombardia, è in Sicilia, si reca in Sicilia sia per visitare i luoghi della spedizione dei Mille, ma anche per continuare appunto la sua opera di propaganda dell'associazione di tiro a segno. E anche in questo caso diciamo che i suoi proclami continuano ad essere abbastanza espliciti, anche se c'è da dire che Garibaldi non si reca in Sicilia, da quel che sappiamo noi, con l'intento specifico poi di tentare la marcia su Roma. Da Palermo, Teatro Garibaldi, queste sono le parole pronunciate il 1 luglio 1862. Ecco, parole ovviamente che poi venivano riportate puntualmente dal giornale democratico Il Diritto. È una vergogna che con 25 milioni di italiani vi siano ancora dei fratelli schiavi. Sì, è una vergogna per quelli che si tennero inerti fin qui. E noi libereremo Roma e Venezia, ve ne rispondo. A Marsala, mentre sta ricordando appunto la spedizione dei Mille, pronuncia la frase sì, Roma è nostra. Qualcuno dalla folla, a quanto si racconta, avrebbe risposto Roma o morte, e questo sarebbe diventato lo slogan che avrebbe poi condotto Garibaldi fino a tentare quello che non aveva fatto nel 1860, cioè raggiungere Roma. Incominciano infatti a riunirsi i volontari, ben 3.000 soltanto nel bosco della Ficuzza intorno a Palermo, ma arruolamenti e partenze vengono fatte anche sul continente. Anche in questo caso il governo italiano, guidato da Rattazzi, inizialmente lascia fare, quindi arrivano volontari anche in Sicilia, anche dal continente. E Garibaldi, tra l'altro, viene accolto in maniera molto calorosa sia dalle autorità civili, dalle autorità militari siciliane. Non viene mai bloccato nel suo cammino, poi che da Palermo lo conduce a Catania si imbarca, sbarca in Calabria e quindi non viene mai bloccato dalle forze italiane. Viene bloccato, come sappiamo, ad Aspromonte nel momento in cui, ancora una volta, il governo italiano, ricevuto lo stop
da parte di Napoleone III, interviene mandando l'esercito. E il tutto si conclude, sappiamo, con lo spiacevole episodio di Aspromonte, il 29 agosto, episodio che diciamo lascia anche una memoria, un'eco profonda e dolorosa in tutta la penisola, in particolar modo nel Veneto, perché i veneti collegavano la liberazione di Roma alla loro liberazione, quindi se Garibaldi fosse riuscito ad arrivare a Roma sarebbe riuscito ad arrivare anche in Veneto, quindi c'è molta delusione. Però proprio in Veneto i garibaldini e Mazziniani riprendono con più vigore l'azione nel 1863. Quindi rivelatesi quasi impossibile, diciamo, procedere alla liberazione di Roma a causa della presenza dei francesi, a causa di Napoleone III, sembra che sia, diciamo, possibile o probabilmente più probabile una liberazione del Veneto. Infatti Mazzini in particolare era orientata, era favorevole a concentrarsi prima sul Veneto e poi su Roma e non il contrario. Ed è proprio lui che elabora nel corso del 1860, fine 62, inizio 63, il suo piano, che era quello di organizzare una sorta di insurrezione di tutti i popoli oppressi dall'Austria, in modo da indebolire una sorta di insurrezione concentrica da più parti. E in questo piano rientravano ovviamente anche il Trentino e il Veneto. E infatti si costituiscono in Veneto in questo periodo, anche in Friuli, e ci sono movimenti anche in Trentino, dei comitati d'azione. Comitati d'azione, sempre formati da Mazziniani e Garibaldini, che cercano di organizzare appunto dei tentativi insurrezionali. Erano convinti che un'insurrezione locale, aiutata poi da gruppi di volontari provenienti dal Regno d'Italia, avrebbe costretto in qualche modo il governo italiano ad intervenire, superando tutti quegli ostacoli diplomatici che impedivano al governo italiano di realizzare, di completare l'unificazione italiana. E all'interno del Veneto in realtà esistevano già dei comitati segreti nazionali, dei comitati però di orientamento moderato, o quindi dei comitati che ritenevano impossibile un'insurrezione locale, che sarebbe stata immediatamente repressa dalle forze austriache che erano preponderanti. Insomma, si ricordava già come era finita la situazione nel 1848. E quindi questi comitati moderati attendevano una guerra regolare del Regno d'Italia contro l'Austria per muoversi, attivando nel frattempo tutta una forma di cosiddetta opposizione passiva, manifestazioni varie comunque contro il governo austriaco. Nel corso del 1863, soprattutto tra il 63 e l'inizio del 64, ci sono dei tentativi di collaborazione tra i comitati moderati e i comitati d'azione. Questi tentativi di collaborazione, seppur segnati da una reciproca diffidenza, rispecchiavano i contatti che avvenivano nel frattempo nelle alte sfere, ad esempio i contatti tra Garibaldi e il re e tra lo stesso Mazzini e il re. Quindi il 63 sembra il momento in cui veramente sia possibile arrivare ad una liberazione del Veneto tramite una collaborazione tra le forze, diciamo, governative e quelle rivoluzionarie. Garibaldi, ad esempio, si fa convincere da Vittorio Emanuele II a partire per una spedizione verso l'Oriente, in particolare verso l'Ungheria, verso la Serbia, la Galizia, nel tentativo appunto di far sollevare queste popolazioni contro l'Austria. E addirittura nel giugno del 1863 Garibaldi parte per l'isola di Ischia con la, diciamo, la scusa ufficiale di curare l'artrite, però non tutti i democratici italiani erano favorevoli ad un allontanamento di Garibaldi dall'Italia, per cui sul giornale Il Diritto compare un articolo che rivela questa spedizione, questo piano, che ovviamente una volta rivelata viene abortito. Però anche verso la fine del 63 lo stesso Mazzini mette da parte le sue idee repubblicane per venire a patti con il re. Ci sono ci sono dei contatti, non dei tentativi, dei veri e propri contatti non diretti tramite la persona di Idi Amin Müller, però i due non riescono ad accordarsi perché il re voleva che appunto l'insurrezione prospettata da Mazzini scoppiasse prima nei territori
della Serbia o dell'Ungheria o della Galizia e solo in un secondo momento in Veneto. Invece Mazzini era convinto che prima dovesse scoppiare in Veneto, quindi non si arriva ad un accordo. Però sono importanti questi tentativi di collaborazione, tentativi che erano in un certo senso resi possibili dalla situazione internazionale. Cosa era successo nel 63 di diverso? Era successo che in gennaio si era rivoltata contro la Russia, la Polonia, la parte di Polonia che appunto nel 1815 era stata assegnata alla Russia. Sappiamo che la Polonia era stata smembrata tra Russia, Prussia e Austria, quindi si insorge la Polonia russa e quindi si prospetta la possibilità di un cambiamento della carta europea. Lo stesso Napoleone III è favorevole ad un rimaneggiamento proprio della situazione europea, è favorevole alla costituzione di uno Stato polacco autonomo, è favorevole alla cessione del Veneto all'Italia da parte dell'Austria. Quindi questa situazione sembra poter favorire appunto anche un'eventuale insurrezione per dare una spinta e si costituisce tra l'altro all'inizio del 1800, alla fine del 63, all'inizio del 64, diciamo la data ufficiale, si costituisce un comitato centrale unitario presieduto da Benedetto Cairoli che aveva proprio lo scopo di organizzare nelle province venete e trentine un'insurrezione contro l'Austria. Però cosa succede? Già a metà del 1864 la situazione internazionale muta, nel senso che viene repressa la rivolta polacca, la Prussia e l'Austria si riavvicinano nella guerra contro la Danimarca, quindi consolidano la loro alleanza e visto il mutamento della situazione internazionale, il governo italiano decide di rimandare ogni progetto rivoluzionario e di riavvicinarsi a sua volta alla Francia con la Convenzione di settembre del 1864 che serviva ad accordarsi con la Francia, se non altro per quanto riguarda Roma, ossia sappiamo che la Convenzione di settembre prevedeva l'allontanamento da Roma delle truppe francesi entro 2 anni, in cambio l'Italia doveva impegnarsi a rispettare lo Stato Pontificio, quindi evitando anche eventuali invasioni di forze irregolari e poi doveva, come segno di buona volontà e di rinuncia a Roma capitale, trasferire la capitale appunto da Torino a Firenze. Questa rinuncia, diciamo, ad ulteriori ipotesi rivoluzionarie è testimoniata dal fatto che il governo italiano non porta aiuto all'insurrezione che scoppia in Friuli alla metà di ottobre del 1864. Non solo il governo italiano non accorre in aiuto, ma blocca i volontari guidati da Gisto Bezzi che appunto avevano tentato di attraversare il confine per aiutare gli insorti. E quindi è un chiaro cambio di orientamento da parte del governo italiano. Bisogna anche dire che non tutti, cioè nemmeno il Comitato Centrale Unitario era favorevole ad un'insurrezione nel 1864 perché il governo austriaco aveva scoperto una parte, diciamo, di questa cospirazione, aveva fatto molti arresti soprattutto in Trentino, quindi si era deciso di rimandare questa insurrezione alla primavera del 1865. Il gruppo friulano aveva deciso comunque di insorgere e a questo punto gli insorti erano stati aiutati a fuggire, una volta repressa l'insurrezione, a fuggire nel Regno d'Italia. E nonostante diciamo, la delusione per il fallimento della tentata insurrezione friulana, mentre il governo italiano riprende le trattative diplomatiche nel corso del 1865-66 per ottenere il Veneto dall'Austria, diciamo tramite vie pacifiche, si parlava di un compenso pecuniario o di un compenso territoriale. Invece i comitati d'azione in Veneto continuano nei loro tentativi di organizzare questa famosa insurrezione che viene sempre rimandata, mancano sempre armi, mancano munizioni, il governo austriaco continua a fare arresti finché si arriva verso la fine dell'anno quando cominciano a girare voci su una possibile guerra appunto contro l'Austria e quindi vengono meno anche questi tentativi organizzativi, si attende in questa famosa
guerra che appunto poi scoppierà nel 66 e che porterà finalmente alla liberazione del Veneto e anche a quella collaborazione tante volte tentata ma che non si era mai riuscita veramente a realizzare tra le forze moderate, monarchico-moderate venete e le forze democratico-garibaldine. Infatti in Veneto si costituiscono nell'estate del 1866 delle bande armate nel Vicentino e in Cadore. Bande che poi di fatto dovevano appoggiare l'azione dell'esercito italiano, ma che poi di fatto non verranno utilizzate, ma servivano, erano importanti perché servivano a dimostrare comunque la volontà dei veneti di liberarsi dal dominio austriaco. Risolta, diciamo anche se in maniera non proprio brillante, la questione veneta, rimane da risolvere la questione romana. E anche in questo caso Garibaldi nel 67 inizialmente pensa di riuscire a risolvere la questione romana tramite vie legali, cioè in occasione delle elezioni nazionali dopo lo scioglimento della Camera dei Deputati del febbraio del 1867, Garibaldi fa un viaggio elettorale in Veneto sostenendo i candidati dell'opposizione e che a suo dire avrebbero dovuto ottenere a Roma per vie legali, tanto che da Vicenza il 7 marzo del 1867, parlando dalla loggia della Basilica, pronuncia queste parole. Io credo però che Roma non l'avremo per via delle armi. Oggi per uomini come voi sarebbe impresa troppo facile. L'avremo per vie legali, vuol dire come fanno i padroni in casa loro, perché Roma è nostra. Per andare a Roma, vi ripeto, dobbiamo mandare uomini che sappiano far valere i nostri diritti. Ora Garibaldi viene accolto in maniera entusiastica in tutte le province venete che visita, però poi ad essere eletti sono i candidati, diciamo, moderati, monarchici, non certo quelli che desiderava Garibaldi. Per cui Garibaldi non esita, dopo aver tentato le vie legali, di percorrere le vie illegali, quelle della rivoluzione, come sappiamo, con la campagna dell'Agro Romano che si conclude con la sconfitta dei Garibaldini a Mentana il 3 novembre del 67, sconfitta dovuta anche all'intervento in appoggio ai soldati pontifici, all'intervento dei soldati francesi. E quindi ancora una volta i francesi impediscono con il loro intervento la liberazione di Roma, che non a caso appunto passerà finalmente in mano italiana solo in seguito alla sconfitta francese a Sedan nel 1870 nell'ambito della guerra franco-prussiana. E questo per dimostrare come sia nella questione veneta sia nella questione romana determinante è considerare il contesto europeo e soprattutto considerare l'atteggiamento di Napoleone III, che se ovviamente è chiuso per quanto riguarda la questione di Roma capitale d'Italia, è più possibilistico nei confronti del Veneto, cioè Napoleone è favorevole che il Veneto venga annesso al Regno d'Italia, solo che vuole che questa annessione avvenga per vie diplomatiche, per vie pacifiche, tramite un compenso pecuniario, tramite soldi che l'Italia dovrebbe dare all'Austria, o tramite un adeguato compenso territoriale, è contrario appunto ad una guerra. Però bisogna dire anche che l'intervento di Napoleone è determinante anche nella guerra del 1866 per quanto riguarda la questione veneta, nel senso che prima dello scoppio della guerra, e anche questo forse pochi lo sanno, Napoleone III non solo spinge l'Italia all'alleanza con la Prussia, ma convinto comunque che nella guerra avrebbe vinto l'Austria e non la Prussia, la forza militare prussiana è una sorpresa anche per Napoleone III, convinto di una vittoria austriaca, cosa fa Napoleone? Napoleone spinge, costringe in un certo senso l'imperatore Francesco Giuseppe ad un trattato segreto, quello del 12 giugno del 1866, in cui in cambio della neutralità francese, e quindi Napoleone III minaccia l'Austria di intervenire a sua volta nella guerra, in cambio della neutralità francese, l'Austria, in caso di vittoria contro Prussia e contro Italia, avrebbe dovuto comunque cedere il Veneto al Regno d'Italia. E sicché nel momento in cui scoppia la terza guerra d'indipendenza, l'Italia in un certo senso è in una botte di ferro, nel senso che avrebbe appunto ottenuto il Veneto sia in caso di vittoria della Prussia per l'alleanza appunto dell'8 aprile stipulata con la Prussia, ma anche in caso di vittoria dell'Austria grazie a questo trattato segreto stipulato da Napoleone III.
E questo appunto a sottolineare come nelle vicende italiane sia stata preponderante questo atteggiamento di Napoleone III, atteggiamento che gli stessi diplomatici dell'epoca definivano molto spesso ambiguo, difficile da comprendere. Però appunto Napoleone III da un lato, come ho già detto prima, impedisce all'Italia di risolvere la questione romana, tanto che bisognerà attendere la sua caduta per poter ottenere Roma, dall'altro però si impegna alla risoluzione della questione veneta. C'è un momento in cui i patrioti veneti in particolare sono stanchi di aspettare una guerra regolare del Regno d'Italia contro l'Austria, e per cui alcuni moderati, patrioti moderati veneti, come ad esempio i fratelli Fusinato, Arnaldo e Clemente Fusinato, decidono di passare dall'atteggiamento moderato all'adesione, diciamo, ai comitati d'azione, quindi diventano favorevoli ad un'insurrezione perché stanchi di attendere questa guerra che non arriva mai. Danno la colpa al governo italiano, si colpevolizza il governo italiano di questo atteggiamento eccessivamente attendista, del fatto di non voler scatenare questa guerra, ma in realtà il governo italiano ha di per sé le mani legate, cioè senza l'appoggio di Napoleone non può di fatto fare nulla. E quindi nel considerare appunto le vicende sia romane sia le vicende venete bisogna sempre andare oltre l'aspetto strettamente locale, che comunque è importante, oltre anche l'aspetto nazionale, e considerare sempre e comunque anche il più ampio contesto europeo.